Sfida d'alta classifica sul campo di Via Vermigli per la settima giornata del campionato di Serie B femminile. Il Calcio Padova ospita il Castelvecchio. Entrambe le squadre sono terze in classifica a quota 12. Chi vince può rimanere in scia della capolista Vittorio Veneto. A partire molto meglio il Castelvecchio, che all'11° minuto guadagna un calcio di rigore. Per questo fallo di mano di Alessia Mazzucato, come si rivede dal replay. Il fallo è netto, giusta la decisione del direttore di gara. Sul dischetto si presenta Guidi, che calcia così all'angolino e porta subito in vantaggio le emiliane. All'11° quindi è 1-0 per il Castelvecchio. Il Padova è frastornato e al 26° minuto subisce anche il 2-0. Questa splendida punizione ancora di Guidi, non può nulla Elena Orlando, ma è veramente molto bello questo tiro potente che si infila quasi sotto la traversa, e così il Padova, senza nemmeno rendersi conto, è già sotto di 2 gol. Fatica a reagire la squadra biancoscudata, ma ci prova con Claudia Ferrato al 36° minuto, che è anticipato così dal portiere in uscita. Attenzione a quello che succede al 42°. Margherita Giubilato si invola, tira, segna, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco che, come rivediamo, è inesistente. Clamorosa l'errore della terna arbitrale. Si arriva quindi nel secondo tempo, 5° minuto di gioco. C'è questo bellissimo schema su calcio di punizione con Saggion che serve Fabruccio, che sacca così alle spalle del portiere. Il Padova è vivo, il Padova riesce ad accorciare le distanze ed ha a disposizione più di 40 minuti per cercare di riacciuffare il pareggio. È 2-1 quindi per il Castelvecchio. Il Padova continua ad attaccare. Al 19° minuto produce questa bella azione sulla sinistra con il cross di Margherita Giubilato per Catuzzo, che calcia con il sinistro, però la sua conclusione è un po' troppo centrale. Ancora Padova, ancora Catuzzo, questa volta ci prova con il destro e sfiora il palo. Siamo adesso al 26° minuto del primo tempo, ancora un calcio di punizione per il Castelvecchio, che qua colpisce il palo con Legni. Ancora Padova, questo calcio di punizione, non ci arriva nessuno, la palla balla davanti alla linea di porta, nessuno la mette dentro, invece la mette dentro ancora il Castelvecchio al 38° con Amaduzzi, che in pratica chiude la partita. Qua non benissimo Elena Orlando, che si fa sfuggire il pallone da sotto le braccia. Il Castelvecchio cala il tris e quindi infligge al Padova la prima sconfitta stagionale. Ci prova fino alla fine la formazione biancoscudata con Sofia Carli e poi Aurora Favaro, che calcia così sopra la traversa, ma non è giornata per il Padova, che perde 3-1 contro il Castelvecchio e scivola in classifica in attesa del derby della settimana prossima in Via dei Salici contro la Virtus Padova.